Presidente, da Lauser arriva questa proposta nazionale per l'invecchiamento attivo. In cosa consiste? Sì, noi abbiamo chiesto ai parlamentari di presentare una proposta di legge sull'invecchiamento attivo perché vogliamo mettere al centro la persona anziana, con tutti i suoi valori, con tutta la sua storia e con tutte le sue capacità di trasmettere alle nuove generazioni cultura, valori e anche attività professionali. Chiediamo ai parlamentari appunto di accelerare l'iter, di definire questa legge quadro. Perché? Perché poi chiederemo alla Regione di declinare questa legge per fare una specifica legge regionale qui in Veneto. Purtroppo ci sono stati molti ritardi e anche alcune sottovalutazioni. Crediamo che oggi ci siano le condizioni appunto per avviare un percorso anche accelerato per definire una legge quadro sull'invecchiamento attivo. Rita Turati, oggi parliamo di invecchiamento attivo e di welfare soprattutto sul territorio per gli anziani. Ecco, questa è una cosa su cui lo SPI-CGIL combatte da anni. Sì, combatte da anni e combatte anche unitariamente con le associazioni di volontariato, tant'è che abbiamo fatto un documento nel 2012 più o meno molto importante con le 3 organizzazioni sindacali dei pensionati SPI, FNP, UILP e le 3 organizzazioni del volontariato legate ai nostri sindacati, in cui appunto chiediamo che si definisca una legge a livello nazionale sull'invecchiamento attivo. È anche un modo, diciamo così, di interpretare, cioè nel senso che l'invecchiamento è un processo che ti accompagna durante tutto l'arco della vita, non è solo una parte che riguarda l'ultima fetta della tua vita, ma è un processo politico attraverso il quale tu guardi l'insieme del welfare, quindi ne abbiamo bisogno. Perché siamo stanchi di essere definiti come anziani, cioè per soggetti che pesano e che costano, ma in realtà siamo una ricchezza, quindi abbiamo bisogno di questa svolta culturale, ma ne abbiamo bisogno anche perché dobbiamo definire delle regole nuove, più attuali rispetto a come si governa e come si offrono i servizi di welfare. Pensare per esempio ai pensionati significa pensare anche ai giovani di oggi e quindi ai futuri pensionati. Quindi questa legge per noi è un punto di partenza importantissimo. Spero che questa legge abbia un iter veloce rispetto a quelle che normalmente sui temi del sociale ha in Parlamento, perché ne abbiamo assolutamente bisogno.